confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e decisioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. Vi supplico la beata Santa Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, vi pregate per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. Ispira la tua paterna volontà, o Signore, i pensieri e il proposito sostituire il tuo popolo in preghiera, perché veda ciò che deve fare e abbia la forza di compiere ciò che ha veduto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni, dopo che fu consumato il pasto sacrificale al Silo, Anna si alzò e andò a presentarsi al Signore. In quel momento il sacerdote Eli stava sedile davanti a uno stipite del Tempio del Signore. Essa era ferita e innalzò a pregare al Signore, piangendo amaramente. Poi fece questo voto: Signore degli eserciti, se vorrai considerare la miseria della tua schiava, ricordati di me. Se no, dimenticherai la tua schiava e darai alla tua schiava un figlio maschio. Io lo offrirò al Signore per tutti i giorni della sua vita, e il rassoio ne passerà sul suo capo. Mentre essa prolungava la preghiera davanti al Signore, egli stava osservando la sua bocca. Anna pregava nel cuore suo e si muovevano soltanto le labbra, ma la voce non si udiva. Perciò egli la rettenne ubriaca e disse egli: fino a quando rimarrai ubriaca? Smaltisci il vino che hai bevuto. Anna rispose: no, mio Signore, io sono una donna affranta e non ho bevuto né vino né altra bevanda inebriante, ma sto solo soffocando il mio cuore davanti al Signore. Non considerare la tua serva una donna iniqua, poiché finora mi ha fatto parlare l'eccesso del mio dolore e della mia amarezza. Allora egli le rispose: vai in pace, e Dio di Israele ascolti la domanda che egli hai fatto. Essa replicò: possa la tua serva trovare grazia nei tuoi occhi. Poi la donna se ne andò per la sua via, mangiò il suo volto non fu più come prima. Il mattino dopo si alzarono e dopo essersi prostrati davanti al Signore tornarono a casa del Rama. Elcana si unì a sua moglie e il Signore si ricordò di lei. Così al finire dell'anno Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò Samuele, perché diceva che il Signore l'ho impenetrato. Parola di Dio. Esulto nel Signore e Lui la mia salvezza. Il mio cuore esulta nel Signore, la mia fronte si innalza. Grazie a mio Dio, si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io godo del beneficio che mi hai concesso. L'arco dei forti si è spezzato,
han cessato di faticare. La stiride ha partorito 7 volte, e la ricca dei figli è sfiorita. Il Signore fa morire le famiglie, siede agli inferi e risalire. Il Signore rende il povero arricchisce, abbassa ed esalta. Solleva dalla polvere il misero, innalza il povero dalle immondizie, per farvi sedere i capi del popolo e assegnare loro un seggio di gloria. In quel tempo, nella città di Cafarna, Gesù, entrato proprio il sabato nella sinagoga, si mise ad insegnare. Ed erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Allora un uomo che era nella sinagoga, posseduto da uno spirito immondo, si mise a gridare: "Che c'entri con noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so che tu sei il santo di Dio." E Gesù lo sgridò: "Taci, esci da te uomo." E lo spirito immondo, straziando e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: "Che è mai questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità. Comanda persino agli spiriti immondi e gli obbediscono." La sua fama si diffuse subito, dovunque, nei dintorni della Galilea. Parola del Signore. Allora vorrei condividere con voi questa sera qualche riflessione su questo Vangelo che abbiamo appena sentito. Io direi che è la prima volta che ho 2 diaconi da quando sono prete, diciamo da 22 anni che faccio prete. Secondo me è la prima volta che ho 2 diaconi così a aiutarmi a celebrare la messa. E diciamo che soltanto questo Vangelo che abbiamo appena sentito ci parla, è chiaro, di una delle caratteristiche di Gesù, che è la sua autorità. Una caratteristica che anche i suoi nemici la riconoscevano: parlava con autorità, agiva con autorità, è una cosa chiara. E soltanto volevo condividere con voi, diciamo, un po' i fattori che davano a Gesù questa autorità. Il primo, che abbiamo appena sentito nel Vangelo, è la coerenza che aveva il suo insegnamento. Diciamo che Gesù aveva un insegnamento con delle novità, non era tutto nuovo quello che diceva, ma c'erano delle novità. L'insegnamento di Gesù, ma
chiara che rimanevano tutti stupiti, come abbiamo appena sentito in questo Vangelo. E poi ci stava pure la coerenza con le scritture, per noi sarebbe l'Antico Testamento. Vediamo come Gesù conosceva profondamente e tante volte parlava e dimostrava che quello che lui insegnava era coerente con l'Antico Testamento. Cercavano tante volte i suoi nemici di peccarlo in qualche contraddizione, invece non ce la facevano mai. Noi, diciamo, di questa caratteristica possiamo pure imparare e possiamo cercare di avere questa coerenza nel nostro discorso, una coerenza interna che ci può dare la formazione, conoscere bene, diciamo, la parola del Signore, eccetera. La seconda caratteristica che io direi dava questa autorità così grande a Gesù era la coerenza del suo insegnamento con la sua vita. Diciamo che faceva ciò che insegnava. È una cosa che non soltanto diceva, a differenza dei farisei, che diceva fate quello che noi diciamo, ma non fate quello che noi facciamo. Un po' cosa che può capitare anche a noi, tante volte siamo umani, siamo deboli, allora a volte può anche capitare a noi. E l'autorità di Gesù diveniva di questa coerenza della sua vita, perché viveva in un modo umile, in un modo semplice, in un modo, diciamo, povero, vicino alla gente, volendo bene a tutti, buon umore, eccetera. Noi evidentemente possiamo imparare di Gesù questa caratteristica, ma sapendo che siamo limitati, che siamo deboli, che siamo peccatori e non sempre ce la faremo a essere al 100%, a 360 gradi coerenti con quello che noi insegniamo. E il terzo fattore, e con questo finisco, sarebbero i fatti che Gesù faceva. Diciamo che sempre i fatti dicono più delle parole. Il caso di Gesù, vediamo come oggi, per esempio, diciamo, ci aveva Satana, lo ha liberato, diciamo, dal potere del demone. Allora vediamo come Gesù, con questi fatti, poteva o faceva capire chi fosse lui, e questo gli dava un'autorità molto grande. Noi, io almeno, non possiamo imitare Gesù su questo punto. Io almeno non ho mai fatto un miracolo, insomma, magari qualcuno l'ha fatto, ma diciamo che su questo punto non possiamo imitare, ma sì, diciamo, la volontà che lui aveva sempre di aiutare le persone. Vediamo un Gesù comprensivo, un Gesù che sempre cercava di aiutare i bisognosi, a quelli che soffrivano, eccetera. E noi su questo punto possiamo cercare di imitarlo. Chiediamo al Signore che ascoltare la sua parola ci dia luce pure per noi, per la nostra vita. Rivolgiamo le nostre preghiere al Signore.